Nell'ambito del progetto Culture e tradizioni del patrimonio agroalimentare di Sicilia, tratteggeremo alcuni aspetti relativi all'origine e alla storia dell'apicoltura in Sicilia. In particolare tratteremo gli argomenti relativi alle origini dell'apicoltura nel bacino del Mediterraneo, poi l'origine dell'apicoltura siciliana e le relative tecniche apistiche, tenendo presente che tutte queste tecniche venivano applicate all'ape nera indigena della Sicilia, della quale tratteggeremo gli aspetti caratteristici, non trascurando quelle che sono le avversità delle api e infine faremo un cenno sulla consistenza dell'apicoltura siciliana e soprattutto sul ruolo ecologico che le api svolgono negli agroecosistemi e negli ecosistemi naturali. L'apicoltura nel bacino del Mediterraneo, come del resto anche in altre parti del mondo, si è sviluppata in tempi remoti per l'uomo, che ha una storia evolutiva di circa 300.000 anni, mentre per le api, che hanno una storia di oltre 2 milioni di anni, una storia evolutiva di oltre 2 milioni, sostanzialmente l'apicoltura, intesa come attività umana, rappresenta una delle tante avversità che le api in questo lungo percorso hanno dovuto sopportare. L'uomo sostanzialmente si comportava e continua a comportarsi come un predone. L'ape che viene allevata nel bacino del Mediterraneo in Europa è la specie Apis mellifera, che è ritenuta di origine africana, o sarebbe opportuno chiamarla ape occidentale, in contrapposizione con le specie asiatiche orientali, che sono altre 8 specie, quindi in totale il genere Aves comprenderebbe una decina, 9 specie di api. In relazione alle dimensioni corporee possiamo classificare grossolanamente le api in ape nane, la Florea e l'Andreniformis, le api giganti, la dorsata e la laboriosa, e poi le api di medie dimensioni, la Coscencovini, la nigrocinta, la nuluensis e soprattutto l'Apis cerana, che è molto simile morfologicamente all'Apis mellifera e che viene allevata in Cina e in altri paesi dell'estremo oriente. Ma la specie maggiormente allevata, l'unica specie dovrebbe essere allevata in Occidente, è l'Apis mellifera, così chiamata da Linneo, anche se poi aveva dato il nome, successivamente era ribattezzata Apis mellifica. Mellifera sarebbe portatore di miele, mellifica riconoscendo alle api la capacità di trasformare il nettare in miele. Però per quelle che sono le regole del codice internazionale di nomenclatura zoologica vale il primo nome dato, e quindi mellifera. La nostra ape è un insetto eusociale, quindi ad elevato grado di socialità, ed è caratterizzata dal fatto che le famiglie o le colonie, che dir si voglia, sono costituite da una femmina, che è la sola femmina feconda, chiamata impropriamente regina, anche se ha solo il compito di deporre le uova, quindi sarebbe nelle teorie del superorganismo, sarebbe l'organo riproduttore della famiglia. Poi ed è la madre di tutte o quasi tutte le api operaie presenti nell'alveare in un determinato momento, il cui numero può variare da 10.000 anche meno, ma 10.000 a 60.000 è un range di variazione accettabile.
E poi sono delle femmine sterili che in rapporto all'alimentazione, in rapporto allo spazio disponibile nelle cellette, diventano da adulte femmine sterili, e i maschi, i fuchi, il cui compito essenziale è quello di fecondare la regina e assicurare alla regina durante i voli nuziali, che possono variare, che possono arrivare a 11, assicurare alla regina una scorta sufficiente di spermatozoi che dovrà amministrare durante i 5-6 anni di vita. L'Apis mellifera è un'ape estremamente attiva, laboriosa, e quindi è stata, nell'epoca delle conquiste del Nuovo Mondo, è stata esportata soprattutto da spagnoli e inglesi un po' in tutte le colonie, a partire dal 1530 fino ad arrivare agli ultimi fine dell'Ottocento. È stata esportata, dove ha attivato un'industria apistica molto interessante e molto estesa. Ma l'ape mellifera, ritenuta, come abbiamo detto, di origine africana, si è diffusa in Europa, nel bacino del Mediterraneo, grazie alla continuità che esisteva in epoche, continuità territoriale che esisteva in tempo remoto, e quindi dall'Africa è arrivata in Sicilia, in Spagna, poi diciamo si è spostati dal Medio Oriente, ha raggiunto l'Europa centrale, e nel bacino del Mediterraneo si è differenziata in rapporto all'isolamento geografico, si è differenziata in una quindicina di sottospecie che possiamo in qualche maniera individuare o suddividere in 4 branche principali di evoluzione morfogenetica. Le api che sono presenti in Italia e in Sicilia appartengono al gruppo, alla branca mediterraneo centrale. In particolare, per quanto riguarda l'Apis mellifera siciliana, questa rappresenta un ponte di passaggio tra le ape africane, quindi l'Apis mellifera intermissa, e le sottospecie europee, quindi l'Apis mellifera mellifera, l'Apis mellifera ligustica tipica della penisola italiana, l'Apis mellifera carnica che si trova nella zona della ex Jugoslava, in Austria, e che è presente nel nord-est del nostro paese. Dicevamo, l'attività apistica nasce dalle caratteristiche biologiche dell'ape stessa, cioè le api costituiscono delle famiglie, delle società permanenti, e le api operaie assicurano alla famiglia scorte che debbono servire per allevare le larve e per svolgere le normali attività anche in periodi in cui mancano eventualmente fonti nettarifere o pollinifere. Quindi le api bottinatrici incessantemente sono in attività, e si calcola che per raccogliere un litro di acqua, un litro di nettare, le api debbono compiere da 10 a 20.000 voli, mentre per quanto riguarda le altre sostanze, il numero di voli certamente varia. Per esempio, per il propoli o la propoli che dir si voglia, il numero di voli è abbastanza variabile. Con il litro di nettare raccolto, le api non riescono a fare
un chilogrammo di miele, perché considerando la capacità della borsa malaria dove questo nettare arriva e dove iniziano le prime trasformazioni, sostanzialmente per compiere per ottenere un chilo di miele sono necessari da 100.000 a 400.000 voli attorno all'alveare. Ora, questa capacità di immagazzinare delle scorte ha attirato l'attenzione di molti predatori, dall'orso ai roditori, ma certamente il predatore più importante, quello che poi ha dato origine all'apicoltura, è l'uomo. E esistono delle indicazioni che nel Neolitico già il rapporto tra le api e l'uomo era radicato nei culti funebri, ad esempio, e già nell'età del bronzo esisteva una complessa simbologia in tutte le culture del Mediterraneo. Il primo documento grafico che abbiamo è quello dell'uomo delle liane, il predatore del miele di api selvatiche, che si trova, una pittura rupestre, che si trova nella grotta del Ragno in Spagna e che risale datato a 6.000 anni avanti Cristo, dove si vede un uomo che si trova che grazie a delle lunghe liane raggiunge un nido di api giganti e preleva i favi che poi mette in quella sorta di sacca e aiutandosi, si vede quella scia, aiutandosi presumibilmente con il fumo. Ora, questa immagine presenta delle analogie strettissime con quanto si verifica anche in tempi relativamente recenti in Nepal e in altri paesi dell'estremo oriente, dove alcuni cacciatori di miele si arrampicano su alberi secolari per andare a raccogliere il miele, ma soprattutto raccolgono i favi dell'ape gigante, dell'Apis dorsata, cosiddetto miele pazzo, che viene poi venduto. Ed è interessante osservare come questa raccolta da terra viene seguita da sciamani e dai fedeli che eseguono dei riti propiziatori per questa raccolta. Quindi diciamo che già sicuramente 8.000 anni fa l'uomo effettuava questa raccolta del miele. Ma l'apicoltura, intesa come allevamento, tra virgolette, delle api, pare che sia nata, o almeno le più antiche testimonianze portano all'altopiano anatolico nella fascia siro-palestinese e quindi nell'area ittita, dove già nel 2000 a.C. esistono delle tracce evidenti, e sappiamo che in Mesopotamia veniva adorato, considerato l'uomo del miele, era tenuto in considerazione. Abbiamo anche un disegno, ma certamente da quest'area furono poi i Fenici che con i loro commerci diffusero queste tecniche primordiali apistiche un po' in tutto il bacino del Mediterraneo, dove fondavano dei centri commerciali o delle colonie. Una di queste, la più importante, come sappiamo, è Cartagine, dove uno studioso Magone, vissuto dal 250 al 150 a.C., ha scritto un trattato di agricoltura in 28 volumi che rappresentava un po' la somma delle conoscenze apistiche, tant'è vero che viene citato da Columella e da Ovidio, e pare che i romani, distruggendo Cartagine, abbiano salvato questo trattato. A dimostrazione del fatto che le notizie sull'apicoltura e sulle tecniche apistiche circolavano nel bacino del Mediterraneo, vediamo come
l'apicoltura nei vari paesi presenta delle strette analogie. Per esempio in Sicilia, la città delle api di Mazzarino, vediamo qui un apiario con delle arnie orizzontali, presenta delle analogie con la città delle api che si trova a Malta e che risale al 1000 a.C. Le arnie utilizzate a Malta erano realizzate in terracotta, ma anche in Spagna abbiamo queste arnie orizzontali che sono tipiche della parte del meridione, della zona meridionale dell'Europa. In Sardegna invece si utilizzavano il sughero per ottenere delle arnie. Certamente i Fenici e i popoli gli assiri che vennero a contatto con gli egiziani trasferirono parte di queste conoscenze all'antico Egitto. Le api erano considerate le lacrime del dio Sole, Ra e Amon, e sostanzialmente derivavano dal pianto di questo dio che è rappresentato sotto forma di un occhio iscritto in un triangolo. In Egitto la dea che presiedeva alla apicoltura, come del resto ad altre attività economiche e agricole, era la dea Nut, che veniva spesso rappresentata. Ma già nel 3150 a.C. Nemes, il faraone Nemes, che unificò l'Alto e il Basso Egitto, aveva nel suo cartiglio nei geroglifici era rappresentata l'ape. Come del resto troviamo le api raffigurate nel sarcofago di Micerino. Micerino è quel faraone noto anche per la più piccola delle 3 piramidi della piana di Giza. E sostanzialmente il Micerino era colui che regnava sull'ape, almeno nel suo cartiglio questo viene riportato. Ma troviamo l'ape anche nella titolatura del faraone Ramsede II, che è intorno al 1224-90 a.C., e vediamo qui la titolatura. Però l'ape e quindi l'apicoltura era un'attività economica fiorente, come testimoniato dal fatto che un apicoltore, Pabusa, si fece costruire una tomba dove ha raffigurato quelle che erano le tecniche apistiche seguite. Ma sappiamo da Erodoto che l'apicoltura egiziana era molto sviluppata. Erodoto ha descritto il nomadismo apistico, il trasferimento degli alveari da lungo il Nilo per seguire le fioriture, e pare che il miele entrasse pure nella conservazione dei cadaveri, ma per conservare i cadaveri, per la imbalsamazione e mummificazione, erano varie le sostanze che venivano utilizzate. Però certamente la Grecia è stato il centro che ha catalizzato l'interesse e ha diffuso l'apicoltura in tutte le colonie che aveva fondato nel bacino del Mediterraneo. In Grecia si adorava Demetra, che era considerata la pura ape madre di tante attività, e le sue sacerdotesse venivano chiamate melisse, quindi il miele entrava a pieno titolo. Ma anche Artemide, che poi è diventata Diana nella mitologia romana, Artemide nel suo tempio di Efeso, chiamato Alveare, era adorata, e la sacerdotessa di Artemide era chiamata apicoltrice e i sacerdoti venivano chiamati fuchi.
Ma certamente il padre degli dei, Zeus, aveva fra i tanti appellativi anche quello di Melisseo, uomo ape. Questo perché, per sfuggire alle grinfie del padre che voleva mangiarselo, venne messo nascosto in una grotta e venne allevato dalle api, come del resto successe a Dionisio, Apollo, Platone. Quindi le api, la presenza delle api sul corpo dei neonati rappresentava un elemento, diciamo, che è un elemento importante. Però Zeus, che aveva dato, in riconoscente verso le api, le aveva dotate di questo bel colore dorato che in effetti le api greche hanno, dovendo dirimere una questione, impose alle api di non pungere gli uomini. Tutti gli altri potevano essere, ma gli uomini no. E qualora le api avessero fatto questo sgarbo agli uomini, avrebbero pagato con la vita. Quindi da qui il fatto che quando l'ape punge dei mammiferi lascia l'ovopositore ed è destinata a morire. Ma la apicoltura e quindi la società delle api venne studiata anche da illustri scienziati, filosofi. Esiodo tra l'VIII e il VII secolo a.C. scrisse un trattato, la Tegonia, in cui parla del rapporto e della similitudine che esiste fra le api, i fuchi e gli uomini e le donne. Quindi fece questo parallelismo, ovviamente considerando che gli uomini, le api laboriose, armate di pungiglione, dovevano essere uomini perché lavoravano e i fughi erano donne perché non facevano nulla. E questa teoria che Aristotele, che studiò attentamente le api, considerò e fece sua. Ecco, Aristotele, seguendo le concezioni dell'epoca, considerò che la femmina feconda era sicuramente il re delle api. Ancora qualche anno addietro a Caltagirone un vecchio apicoltore mi raccontava del re delle api, perché evidentemente non si accettava l'idea che una femmina potesse governare una società perfetta. Ma anche il Savonarola, voi sapete, in pieno a Firenze, insomma, considerava la società delle api una società perfetta perché era governata da un solo re. Le api operaie per Aristotele erano i soldati armati perché difendevano l'alveare, mentre certamente le api nutrici non potevano essere che ermafroditi perché insomma, stavano in casa e non si capiva bene qual era la loro funzione, mentre sicuramente i fuchi sfaticati e mangiamiele a tradimento dovevano essere delle femmine. Vedremo come la Grecia, l'antica Grecia, ha influenzato tutte quelle che era la cultura apistica nelle varie colonie e ovviamente una di queste colonie era la Sicilia e troveremo poi come l'apicoltura siciliana trae le sue origini anche dalla cultura greca.